C'è bisogno della riforma delle IPAB venete attesa da ben 18 anni. Lo chiede a gran voce la CISL, che questa mattina ha promosso un presidio di fronte alla sede amministrativa dell'ISRA di Treviso. L'obiettivo è quello di tutelare l'assistenza degli anziani ed il lavoro degli occupati nel settore. Oggi abbiamo deciso di rendere nota quella che è un'avvertenza che riguarda comunque i lavoratori delle case di riposo pubblico e le IPAB, ma che non si limita a una mera rivendicazione di carattere economico, ma che diventa poi una battaglia che portiamo avanti insieme alla nostra Confederazione, nonché alla categoria dei pensionati, che è la categoria che rappresenta gli utenti. Il Parlamento aveva delegato questa riforma alle regioni nel 2000, ma il Veneto risulta l'unica regione a non aver ancora legiferato. Questo immobilismo, hanno spiegato, sta provocando una lenta agonia delle 21 case di riposo pubbliche nella provincia di Treviso e delle strutture di Lamone e di Auronzo nel Bellunese. Nelle IPAB della provincia di Treviso sono impiegati 2150 lavoratori tra operatori, sociosanitari e infermieri, impegnati quotidianamente a garantire l'assistenza a 3000 cittadini. Fra le proposte: la prima cosa che noi chiediamo è una riforma generale delle IPAB, che però si inserisce in un progetto anche di riforma sociosanitaria del Veneto. Per noi questo è un punto fondamentale, perché se da un lato c'è una discussione rispetto al sanitario, l'aspetto sociale, in particolare in una situazione in cui sempre di più c'è l'esigenza della tutela, dell'assistenza agli anziani a tutto tondo, questo ragionamento non può che incastrarsi in una riforma anche sociosanitaria della Regione Veneto. La situazione attuale riguarda fondamentalmente la questione delle quote, di quanto i pensionati o comunque gli ospiti delle case di riposo devono sborsare o comunque pagare. La partita si fa difficile perché sempre più le pensioni calano e le quote invece crescono. Nel caso in cui la legge regionale non dovesse essere approvata in questa legislatura, la CISL Veneto arriverà ad una raccolta firme per presentare alla Regione una proposta di legge regionale di iniziativa popolare.